E come spazio le rubriche settimanali di Gnovis dal Monte. Ovviagin che sta appuntamento con Gnovis dal Monte, taccando l'Argentina, la storia della comunità di San Benito, cittadine del Dipartimento di Paraná, e scominciate dalla colonia agricole 3 de febbraio, fondata in tal 1979 per mandi emigranti italiani. E dai pioniers, fondatori, erano anche Luigi Valentino Lodolo di Pradaman e Rosa Meroi di Buri. Ai 20 di aprile, per ricordare i 145 anni di fondazione, i discendenti dei fondatori si sono chiamati a plantare un morare, simbolo del Friuli, in tala place dalla Glesie, con loro anche i componenti dal Focolare di Paraná, che di 70 anni saltendogli e furlans. Dalla regione, a contando la cerimonia del presidente dal Focolare Furlan di Paraná, Roberto Candussi. Buonasera Furlan, soy acá en la città di Paraná. Soy el presidente del Fogolar Furlan de Paraná. Soy acá en un evento de la familia Lodolo Meroi, que son uno dei prims famiglie che sono arrivati alla città, che sono i fondatori di una piccola comune che si chiama San Benito. Sono arrivati nel 1879 e si fa in 145 anni. La famiglia ha deciso di fare un incontro. Alla sera si è fatto un omaggio in cemeterio e dopo si è messo un arbui, dopo si è fatta la messa e come la cena. Nella messa ha fatto un intervento il coro della Società Friulana di Paraná. Un saluto per tutti i Furlan dal mondo, mandi. E dall'Argentina si spostini in Spagna, in particolare a Madrid, dove è finita a Son Postdis la 35esima edizione del Salone Internazionale Gourmet, il salone dedicato alla gastronomia più grande d'Europa. Lì per la prima volta è stato montato su un stand di confartigianato imprese di Udin e dall'Ent Friul dal Monte, dentro dal progetto Fogolars di Economie, leata al progetto dal PNRR sul turismo dall'Isla di Ris. Decisiva è stata la collaborazione col Fogolar Furlan di Marbella, diretta di Lorenzo Strizzolo. Dalle aziende presenti a Madrid, ieri nella scaletteria del altri tempi di Bencion, il Pancorno Nino di Tarcint, la cioccolatteria Adelia di Fante di San Denele, la torrefazione del Mar Caffè di Udin e giuste di Chestecanus Living, i salus di Stefano De Marchi. Sono Stefano De Marchi del De Mar Caffè di Udin, sono a Madrid alla Salon Gourmet. Non so portare la Confartigianato e l'ente Friuli del mondo, quindi ringraziare per le opportunità. Ho qua in quattro, so io del Mar Caffè, come dite, la pasticceria e gelateria di altri tempi di Benzone, la pasticceria Nonino di Tarcento, la Vinadelle di Fan di San Denil e so io. Quindi ringraziare Luc di Confartigianato e l'ente Friuli del mondo per queste opportunità. Stai inserendo di portare un techerin di Friul attorno alla Spagna, più da ring. Mandi! E i prodotti artigianali Furlans hanno avuto un grande successo, tanto che l'azienda Adelia di Fante ha vinto il terzo posto in tal concorso Miglior Innovazione Culinaria per aver fatto un'ebreute di cioccolata extra fondente con rosis veris disidratatis. I stand Furlans hanno anche ricevuto la visita dei componenti dall'ambasciata d'Italia in Spagna. E per usgnota le tutte, Gnovis saltone domani sera, sempre a stesse ore. Mandi e buone serate.